Io sento solo proclami legati a questo ormai mito del PNRR, lo chiamo mito perché al di là di darmi delle cifre plurimiliardarie, io non riesco a intravedere, eppure guardate che sono una attenta che legge le carte, cosa sia la derivazione pratica e concreta. Dall'altra io sento il grido invece molto vero, molto concreto delle mie imprese. Mi dicono mi è arrivata una bolletta 3 volte tanto, non solo purtroppo il settore delle vetrerie, noi abbiamo chiuso delle vetrerie storiche di Venezia che sono un patrimonio dell'umanità, visto che piace tanto parlare del patrimonio dell'umanità. Noi stiamo mettendo fuori il mercato l'automotive. La pandemia prima, i costi dell'energia ora rischiano di azzoppare l'economia veneta dal manifatturiero ai servizi. Sul caro bolletta, ad esempio, la stessa regione ha le armi spuntate. Donazzan lo dice chiaro e tondo, servono risposte politiche e strutturali. La regione non può fare più di tanto, direi che può fare poco, quasi niente sul tema dei costi dell'energia. Possiamo fare in modo di gestire al meglio le crisi, ma io non devo parlare di crisi, devo parlare di sviluppo. Allora il Veneto deve far sentire una voce sola, industriali, artigiani, commercianti, sindacato, politica. Quella politica che non farebbe abbastanza, compresi i parlamentari del territorio. Il guanto della sfida è lanciato e non mancherà di provocare forti mal di pancia. Se non si percepisce a Roma qual è la gravità della cosa, noi possiamo gridare, ma non servirà quasi a nulla. È un attacco ai nostri parlamentari. È un attacco proprio alla politica del territorio. Io i parlamentari li vorrei vedere più presenti, io i parlamentari vorrei vederli compatti, non a difendersi, per cui probabilmente anche questo mio appello potrebbe essere visto come ci stanno difendendo, allora ci riuniamo a corte e ci difendiamo. No, venite a difendere il Veneto e questa è la cosa più importante.